Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo di legge di bilancio che è in via di approvazione 2024 e di ripercussioni su tanti cittadini, soprattutto quello che può andare a condizionare la vita di molti pensionati. Giancarlo Pegoraro, grazie di essere qui con noi nuovamente a supportarci, segretario regionale dell'FNP del Veneto. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Allora, una legge di bilancio che è stata presa in considerazione per quel che è stato fatto fino adesso, poi possono ancora avvenire delle modifiche, vedremo come e in che termini, da diverse organizzazioni sindacali sotto diversi profili. Però noi interessa qui analizzare il vostro punto di vista, la vostra analisi per quel che riguarda i pensionati. Che considerazione fate? Poi analizzeremo un po' in generale altri aspetti. Allora, mi permetta proprio una considerazione iniziale che potrebbe essere la fine di un discorso, però va fatta per chiarezza e rispetto nei confronti dei nostri telespettatori. Noi siamo di fronte all'ennesima finanziaria che da decenni non parla di riforme strutturali, ma parla di contingenza, di problemi più o meno eccezionali e di risposte più o meno indirizzate a questo o a quel gruppo di votanti, li chiamo così. Questo per dire che la politica ha una grandissima responsabilità sulle nostre scelte, le scelte del Paese, e queste non possono essere sempre scaricate nei cittadini, nei lavoratori, nei pensionati. Detto questo, quindi, per essere sempre chiaro con i nostri telespettatori, è bene immaginare che affronteremo, diremo delle cose anche consapevoli, come dire, di qualche risultato, ma sapendo, la dico con una battuta, faremo, come dire, un matrimonio, le nozze con i fichi secchi, anche quest'anno. Va detto per rispetto di chi ci guarda e dei cittadini. Allora, noi abbiamo un grande problema in questo Paese, dicevo prima, nessuno mai affronta davvero la riforma del fisco. Lo abbiamo detto ancora, fintanto che non affronteremo la riforma fiscale in maniera equa per tutti, cioè che tutti paghino il giusto in maniera progressiva e che di conseguenza noi possiamo avere i servizi che ci meritiamo, non faremo mai nulla, risponderemo a esigenze straordinarie e una volta premieranno qualcuno, una volta qualche altro. Questa è una. La seconda, anche qua sulle pensioni, va detta ancora una volta fino in fondo, chi non ha mai versato contributi per le pensioni non può continuare a immaginare di pretendere una pensione più alta di quello che già riceve, perché è un'offesa per quelle persone che hanno lavorato una vita magari in maniera discontinua o in settori poveri e che oggi hanno una pensione aggiornata al minimo, e non è giusto che questi soggetti prendano una pensione pari a questi lavoratori. E chi sarebbero queste figure? Sono persone che non hanno mai versato i contributi pur lavorando. Adesso io non voglio fare nomi di categorie, ma lo immaginiamo tutti, chi è che può non versare dei contributi? Facciamo 1 più 1, come dice qualcuno. Allora, siccome le risorse sono poche e le nozze, dicevo prima, quei fichi secchi danno un po' fastidio, bisogna cominciare a ragionare su dove destinare le risorse. Dopodiché noi siamo sindacato responsabile, accettiamo anche soluzioni mediane, accettiamo di fare dei compromessi, ma non si può più continuare a ragionare su questa strada facendo finta che non ci sia mai nulla di perfetto. Allora, io non sto citando, tra l'altro, dati miei, sto citando dati, per esempio, del professor Brambilla, noto conoscitore e bravissimo esperto dell'INPS, che analizza ogni anno il bilancio dell'INPS, e lui stesso dice che non è possibile continuare a dare certe cifre di pensione a chi non ha mai versato i contributi, ovvero si possono dare nel momento in cui o la fiscalità generale, quindi il fisco di cui prima, certo,
o la gente continua a versare i contributi. Questo è proprio il dato essenziale, poi tutte le cose più belle, meno belle, ma si parte da qua. Mi faccia fare un'altra battuta: questo non è più un paese per giovani, diceva un film, ma non è più nemmeno un paese per vecchi, perché i vecchi in questi ultimi 10 anni hanno perso circa il 30% del valore delle loro pensioni. E qui entriamo in quello che è un ragionamento sulle rivalutazioni delle pensioni. Certo. Noi da pensionati, diciamo da 10 anni, per dirla così, poi c'era stato Draghi, aveva aumentato, con qualche altro ha calato, ma la sostanza è quella, c'è la rivalutazione solamente per le pensioni 4 volte il minimo, ma stiamo parlando di persone che sono con 2000 euro lordi, 2100 euro lordi, che vuol dire 1200, 1300, 1400 euro. Non sono né ricchi e non sono nemmeno ladri quelli che prendono qualcosa in più, certo, perché quelli che hanno versato i contributi, fosse un dirigente d'azienda, se li ha versati tutti, è giusto che prenda la sua pensione per il reddito che aveva. E invece li hanno penalizzati oggi fino a meno, cioè gli danno solamente il 22% di rivalutazione a un dirigente che ha 4.000 euro di pensione. Allora, io dico, possono essere tanti, pochi, solidarietà sì, solidarietà no, ma il principio è che lui ha pagato i contributi e deve avere la sua pensione. E questo vale per chi ha una pensione di 1.800, 1.900 euro netti, non è né ricco e né ladro. Vorrei che queste cose fossero molto chiare. Altrimenti si ingenerano delle situazioni anche incresciose nei confronti di chi per tanti anni ha versato effettivamente i contributi. Allora, lo stato delle pensioni è una situazione imbarazzante per quel che riguarda appunto le perequazioni, l'abbiamo visto un po' difficile. Vediamo prima comunque la slide, perché ci fa capire di che cosa stiamo parlando, quindi dei pensionati in Veneto, di che numeri di persone stiamo parlando. 643.634 uomini, 656.600 invece 931 donne. Noi abbiamo 1.300.000, poco più, di pensionati in Veneto. Per altre situazioni abbiamo discusso della demografia, cresceranno ancora. Di questi pensionati il 71% sarà dentro quella che è la rivalutazione piena, però è una soddisfazione magra, vuol dire che abbiamo il 71% delle persone in Veneto che comunque hanno lavorato, hanno versato, ma hanno le pensioni basse. Sì, quindi questo non è che ci sia tanto da stare. Infatti anche qui, vediamo anche la slide dopo, per capire le tipologie di pensioni che ci sono nella nostra regione, immagino. Quindi qui vediamo appunto la distinzione uomini-donne e il 70 e passa 71% che avrà questa soddisfazione. Sì, però infatti si vedono i redditi sempre lordi, ovviamente, esatto. Si vedono la distinzione uomo-donna e si vede appunto che i picchi più alti riguardano la stragrande maggioranza delle persone. Poi ci sono quelli che citavo prima, cioè quelli che hanno versato tanti contributi, che hanno avuto un lavoro importante, che hanno preso un buon reddito e che si sono, lo ripeto perché sembra quasi che qualcuno non capisca questa roba, si sono meritati la loro pensione. Ecco, per far chiarezza, quando parliamo di pensioni ci sono diverse tipologie di pensioni, quindi voi avete stilato un glossario per fare cultura per i pensionati, sì, vediamolo anche insieme. Sì, è un po' difficile. Ecco, allora, questa è una slide estremamente semplificata, l'ultima riga per fortuna del Veneto è quella dei pensionati che versano IVS, vuol dire che hanno versato i contributi, poi ci sono pensioni assistenziali e pensioni da infortunio, eccetera. Come vediamo, per fortuna il Veneto è ancora a un buon livello e questo non può che far piacere come versamento dei contributi. Dicevo semplificata perché però, e qua torniamo su quello che si diceva della finanziaria, in realtà i nostri uffici studi
hanno calcolato, potrà sembrare una eresia e non chiedetemi tutti i modi, hanno calcolato 57 modi per andare in pensione. 57. 20 modi di questi sono usati abbastanza. Questo la dice lunga sul fatto che noi da anni, precisamente dal 2011, con la tanto vituperata legge Fornero, non abbiamo una riforma seria delle pensioni. Abbiamo aggiustamenti 100, 102, 103, ti taglio di qua, ti metto di là, e continuo a dire quello che ho detto tempo fa, consiglio a chiunque si senta titolato ad andare in pensione a farsi fare dei calcoli, dei conteggi precisi, perché anche queste quote sono estremamente penalizzanti, sono al limite del ridicolo. Ecco, questa cosa che lei sta dicendo è molto importante, l'avevate anche già ripetuta quando si parlava di opzione donna, dicendo attenzione perché è un'opzione, ma un'opzione che può penalizzare nel tempo, nel lungo tempo tantissimo. Anche queste altre opportunità sono delle pseudo-opportunità. Stamattina ho letto un giornale importante economico e c'era qualcuno, quindi non sono io che lo dico, ma sono sincero, mi viene da dire che condivido, diceva per fortuna c'è ancora la tanto vituperata legge Fornero. Perché si stanno creando situazioni che sono al limite dell'imbarazzo, ovvero della penalizzazione per chi ci casca dentro. Le faccio un esempio banale. Con l'ultima finanziaria di questi giorni era venuta fuori la quota 104 che poi è tornata 103, ma la 103 cosa vuol dire? Vuol dire 62 anni di lavoro e 41 di contributi. Se mi permette, mi sento di dire senza nessun problema che una donna, per esempio, che ha 41 anni di lavoro, si aspetta altri 10 mesi, va via con la pensione intera. Perché andando via, per esempio, adesso, andrebbe via col sistema di calcolo contributivo anche per gli anni che ha fatto nel retributivo, che vuol dire in soldoni tagliare la pensione. Non solo, ma se vai via con quel metodo ti danno la pensione fra 7 mesi. Se tanto mi dà tanto è meglio fare il calcolo, aspettare 10 mesi e stare a lavorare. Se vuole la mettiamo dentro ancora anche per gli uomini, che devono fare 42 e 10, ma perlomeno vanno via un anno in più, vanno via con la loro pensione intera e senza calcoli e soprattutto, attenzione, potranno andare a lavorare se lo riterranno utile, se stanno bene di salute, senza penalizzazioni da un'altra parte. Perché? Perché con le quote, con le opzioni e tutte queste cose, tu puoi andare a lavorare fino a un limite di 5.000 euro in un anno, se lo superi l'INPS ti sequestra la pensione. Mamma mia. E quindi perdi anche la pensione. È meglio pensarci perché sono davvero danni materiali ma morali nei confronti delle persone. Anche perché poi non è che stanno raccontando delle barzellette su certe cose. Anche perché poi bisogna sempre ricordare che dureranno per sempre finché uno è in vita, cioè compatibilmente con il sistema, poi. compatibilmente per cui allora, tanto è vero che i numeri sono assurdi, i numeri che dà anche itinerari previdenziali o altri, si aspettano 7, 8, 9 mila persone che se ne vanno, ma che in un panorama di milioni di lavoratori e di persone sono uno 0, sono niente, e magari sono persone che hanno bisogno di andare via per questioni di salute o altro, però attenzione, ci sono anche altri modi e mezzi per andare via senza subire penalizzazioni per tutta la vita. Per questo io dico: andate nei patronati sindacali, fatevi fare bene i conti, non credete assolutamente alla pubblicità che viene espressa dai vari governi, ministri, perché è pubblicità e io spero lo capiscono. E attenzione, l'ho detto per i governi precedenti e per questo.
Certo, sì, no, quindi grande attenzione, a questo punto ci sono i patronati, andare nel patronato. Quindi queste formule di uscita anticipata servono per coloro che magari hanno perso il lavoro a questo punto, o hanno difficoltà di reinserimento? Ci sono parecchie, so. anche su questo, ci sono alcune entità che negli anni sono uscite abbastanza bene, mi vengono in mente i bancari, ma perché? Non perché sono privilegiati, perché hanno avuto negli anni la costruzione del loro fondo interno fatto anche da risorse dei lavoratori, e quando hanno fatto ristrutturazioni di banche sono usciti, sono andati in una prepensionamento, una isopensione si dice, ma sono usciti in realtà con i loro anche soldi versati. Poi ci sono altre formule per le aziende in difficoltà, ma ci sono sempre state le formule per le aziende in difficoltà. Il problema vero è che non può essere che uno esce in pensione anche in maniera, come dire, aiutata, ma che paghi per tutta la vita questo peccato che non è suo. Questo è il concetto. Infatti bisogna fare delle riflessioni. Chiedo alla regia di mettere anche un glossario che avete stilato in modo tale da spiegare ai nostri telespettatori cosa si intende poi per pensione assistenziale, indennitaria, invalidità, vecchiaia e superstiti, che sembra scontato ma forse non a tutti è ben comprensibile. Allora, ci sono, anche lei prima citava le pensioni assistenziali che sono date a quei cittadini che sono praticamente senza reddito, giusto? Allora, ci sono le cosiddette pensioni erogate a cittadini senza reddito o con reddito inferiore ai limiti di legge, indipendentemente dal versamento di contributi. Anche qua era un po' quello che dicevo all'inizio, dobbiamo riuscire a distinguere chi sono e perché. Perché se io sono un lavoratore che ha lavorato tutta la vita in nero e magari ho accumulato un bel capitale, non possono essere considerato uno da assistere, ma la verità vera è questa oggi. La verità vera è che dentro a questi percorsi ci stanno questi e anche quelli che ne hanno veramente bisogno. Sono legati al requisito anagrafico stabilito per la legge, o l'invalidità è con gli altri, allora sì, c'è l'invalidità, è accertata ed è giusto che quella persona sia assistita. Vorrei essere ben compreso sulle differenze di questa cosa. Le indennitarie invece? Sono corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro per causa di servizio o malattia professionale, cioè queste qua viene accertato che sono, uso una parola forse non giusta, ma croniche, sono cose che non guariscono e quindi rimane come dato di pensione. Poi c'è la pensione di invalidità che conosciamo, cioè non reversibile, vuol dire che non può essere vuol dire passata. Che sono persone personali, che non staranno mai meglio purtroppo, certo. E infatti si parla di infermità fisica e mentale che determini una riduzione superiore ai 2/3 delle capacità lavorativa, ed è necessario comunque anche qua aver versato 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5 anni precedenti alla prestazione. Poi tutti questi burocratesi anche qua vanno ben chiariti quando si vanno a fare le domande, per perché non cappare in situazione di errore. Poi c'è la vecchiaia famosa, che è quella che a oggi dice quando hai 67 anni e 20 anni di contributi, vai in pensione e ti prendi i tuoi 20 anni di contributi. Se ne hai 35-40 ne prendi 35-40, se ne hai di più ne prendi di più. I superstiti sono, come dire, le persone, è faticoso dire la moglie, il marito, il figlio, infante, eccetera, comunque è ben comprensibile, insomma, certo. Qualcuno muore, qualcuno prende una rendita, ecco.
Quindi sono queste figure un po' particolari, più fragili in certo qual modo. Certo, Ecco. persone molto fragili. E voi avete fatto anche una comparazione delle tasse, perché quello che è il problema di base, come quando si parla di buste paga, che il famoso cuneo fiscale, anche sulle pensioni grava una tassazione che rispetto ad altri paesi europei, lo vediamo qua dal grafico, dall'analisi che avete fatto, è tanto più alta. Sì, mi viene da dire purtroppo sì, lo abbiamo spiegato in tutte le lingue anche ai parlamentari, anche nelle audizioni parlamentari. Cioè, e si lega con la partita che dicevo all'inizio del fisco, o riusciamo davvero a sistemare anche in minima parte, e io non sono un utopista, dico solo che se tutti dicono che ci sono 100 miliardi di evasione, anche se ne recuperiamo il 20%, salviamo il paese. Tanto per essere chiari. Allora, in Italia, a fronte della conseguenza di tutte queste nozze, quei fichi secchi che ho raccontato, e mi dispiace, ma mi piace essere chiaro, noi paghiamo su una pensione tra l'altro di 20.000 euro lordi, che sono davvero un minimo, paghiamo il 20,5% mediamente di tasse. È una roba assurda. Abbiamo la Spagna che ci viene dietro, ma tutti gli altri paesi, Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, pagano l'8, il 9, l'8,4, il 7,3. Anche su questo, per carità, io mi rendo perfettamente conto che non possiamo d'emblée arrivare lì, ma che ci sia una volta ogni 10 anni che dica dal 20,5 cominciamo a scendere al 18, al 17, al 19, non saprei più cosa dire, insomma, da questo punto di vista. E attenzione, perché poi oltre al danno c'è la beffa, perché in Europa è vero che a volte fanno fatica a capirci, ci dicono la spesa per le pensioni è molto alta, ma poi quando andiamo a scorporare, e lo scorporo, la lettura dei bilanci dell'INPS, lo ripeto ancora perché è una persona che stimo, non sono io, è molto più intelligente di me, la fa il professor Brambilla quando analizza il bilancio dell'INPS, dove si vede chiaramente che il fondo pensioni lavoratori dipendenti continua ad essere coperto e inattivo. Sono tutti gli altri fondi che sono entrati nell'INPS che creano buchi e costi. Allora io dico semplicemente, per carità, non si toglie nulla in un paese civile a nessuno, si dà tutto, ma deve essere ben distinta e ben chiara che il portafoglio del pensionato normale non è il bancomat a uso e consumo di tutti quanti. Questo è il concetto. Assolutamente. Se manca un minuto proprio alla chiusura, voi organizzate una manifestazione nazionale a Roma per il 25 novembre. Sì, noi allora immaginiamo che questa finanziaria, su questa finanziaria si possa mettere ancora le mani entro la metà di dicembre. E sappiamo benissimo in maniera realista che dobbiamo farci sentire, ma voglio essere molto chiaro su questo, non vogliamo, non possiamo, non è periodo di far perdere soldi ai lavoratori con scioperi inutili. Noi siamo per una manifestazione, la facciamo di sabato, vogliamo farci sentire comunque dal governo, insisteremo nelle commissioni parlamentari, magari non porteremo a casa poco più o nulla di più di quello che c'è, però con estremo senso di responsabilità. È di questi giorni un passo indietro, per esempio, del governo, si dice, sui medici. Io non è che ho chissà quale rappresentazione dei medici, ma mi pare corretto immaginare che già abbiamo pochi medici, abbiamo pochi infermieri, e se vai anche a penalizzarli è meglio che lasciamo perdere. Insomma. Giancarlo Pegoraro, grazie. Parleremo delle perequazioni quando avremo qualche dato più certo, perché ovviamente adesso tutto è in via di essere definito. Comunque è importante anche la vostra azione di sollecitazione nei confronti del governo finché è possibile farlo, prima che venga approvato in modo definitivo. Vi auguro buon lavoro, grazie all'FNP CISL della collaborazione di queste analisi, di queste valutazioni. Seguite il consiglio, andate a farvi controllare questa benedetta pensione e la proiezione futura quando andrete in pensione, prima di fare errori o scelte azzardate irrimediabili. Grazie anche a voi di averci seguito, ci vediamo presto.